Allora, vediamo un attimo il messaggio che era arrivato, che non abbiamo avuto modo di leggere, gentilmente eccolo qua. La coperta è corta ma solo per alcuni, per altri i soldi si trovano sempre, banche, immigrati, multinazionali. Banche li hanno trovati, insomma, non per insomma, in qualche modo sono state sempre aiutate. Vi danno una mano le banche adesso? C'è stata un'apertura del credito? C'è stata più che un'apertura del credito, che è difficile che possa esserci, perché non sono cambiate le condizioni di valutazione del merito creditizio. Sono semplicemente state apposte delle controgaranzie da parte del governo, dello Stato e di eventuali consorzi di garanzia, che permettono alla banca di avere una copertura in caso di eventuale default o mancato pagamento da parte dell'imprenditore. Cosa vuol dire? Che ad esempio, beneficiando del medio credito centrale, che garantisce fino all'80% del credito, la banca avrebbe praticamente un rischio solo del 20% di quello che va a erogare, perché l'altro gli è coperto da uno o più consorzi anche, quindi in questo modo, diciamo, la banca riesce in qualche modo a dare più credito, ma finché le regole rimangono inalterate difficile che la banca riesca a dare più denaro. L'impresa del nord-est sottocapitalizzata, che fa assolutamente ricorso a crediti di fornitura e bancari, che apre un'azienda con capitale sociale minimo e quant'altro, difficilmente troverà maggior credito dalle banche in questo momento e in futuro, se non cambiano le regole. Voi che cosa, per le piccole e medie imprese, bisogno di una banca che finanzia, cosa dovete dare in cambio? Vediamo intanto questo messaggio. Ma tutti si lamentano, tasse e casini vari che mettono in ginocchio le imprese. 3.600 supercar immatricolate solo a Vicenza, SUV di grossa cilindrata, che sono sintomo di sfarzo paragonabile alle grandi auto che avevano gli americani negli anni 70, auto nuove se ne vedono, sintomo di soldi che ce ne sono. Ma io non credo. Magari chi ce li ha, ce li ha. Chi ce li ha a volte utilizza anche l'autovettura come mezzo, ad esempio, aziendale, vero e proprio. Chi fa 50-60 mila chilometri l'anno non può. Che poi è un escamotage, insomma, l'auto aziendale. Insomma, l'auto aziendale non pensiamo. No, di grossa cilindrata, dico, perché magari viene intestata l'azienda, quindi ci sono una serie di situazioni che possono essere gestite dall'imprenditore. Se fosse intestata a se stesso, magari le cose diventerebbero più difficili. Ricordiamoci che adesso comunque barche, la detraibilità delle auto aziendali è ridotta alla soglia del 20% rispetto al costo della vettura, quindi è come se lo Stato dicesse: se tu ti compri una macchina con un'azienda, io prevedo che tu la impieghi solo al 20% per l'uso aziendale, l'80% è un reddito, quindi te lo tasso come reddito, quindi non è che vado a scaricare chissà cosa, assolutamente, anzi quasi niente. E solitamente, se io faccio 60-70 mila chilometri l'anno, non li faccio per svago, perché sono in giro come imprenditore a clienti, a trovare fornitori a clienti e quant'altro, quindi sarebbe forse l'inverso, d'accordo, certo, da poter fare. Macchine di grosse cilindrate e quant'altro, certo ce n'è. È vero anche che, appunto, se io compro una macchina piccola, e dopo che ho fatto 100.000 km devo già buttarla, e poi, se molti imprenditori 100.000 km le fanno in un anno. Macchine magari più grosse possono in qualche modo percorrere anche più chilometri, quindi diventa un bene strumentale per l'imprenditore, soprattutto per esempio chi fa servizi, che deve girare molto, chi fa molti chilometri o che partecipa a fiere o quant'altro. Ci sono da quel punto di vista. Non mi sento di accusare l'imprenditore perché gira magari con una macchina di grossa cilindrata. Per quanto riguarda le multinazionali, è un grossissimo problema quello che accade, soprattutto perché, anche se di recente, insomma, qualcuno è stato pizzicato e sanzionato anche dal nostro Stato,
E ovviamente fare reddito in Italia e andare a pagare le tasse in un altro paese purtroppo è diventata la regola un po' di tutte quelle che sono le multinazionali. È una regola che fanno chi può permetterselo, perché ovviamente il piccolo imprenditore non può permettersi di aprire un ufficio in qualche stato in Irlanda o in Svizzera o quant'altro per poter pagare meno tasse, però aziende che pagano tipo McDonald's il 4,6 per 1000 di tasse contro noi che paghiamo il 60%, e ho detto 4,6 per 1000, quindi non, ecco, sono ovviamente completamente degli opposte come condizioni, come situazioni, e vanno assolutamente ridefinite e delineate a livello però globale, a livello mondiale o quantomeno europeo, dato che questa Europa deve tutelarci in qualche modo da questo punto di vista. Quali garanzie le imprese adesso devono presentare alle banche per poter ottenere finanziamenti? Ma le garanzie purtroppo sempre più spesso sono quelle personali, dove vanno quindi vanno a bypassare tutte quelle che ad esempio sono le regole di società di capitali, di responsabilità limitata, ma l'imprenditore come al solito ci mette la faccia, ci mette la persona, ci mette la casa e ci mette tutti i suoi beni per qualsiasi attività che va a fare. È obbligato, perché altrimenti il credito non arriva. Questo ovviamente crea anche delle forti tensioni, quelle che sono ad esempio un clima familiare, quelli che possono essere situazioni personali che rendono difficile la vita di un imprenditore. Sicuramente l'azienda se sbaglia deve pagare, a volte purtroppo non sbaglia lei, ma è succube di eventi, vediamo le banche ultimamente cosa hanno combinato a fronte di appunto di acquisto di forniture di linee di credito, di acquistare titoli che poi sono azzerati, quindi si trova in delle condizioni che molto delicate e molto complesse, quindi in questo momento l'imprenditore fa fatica ad accedere ancora al credito, se non davvero mettendo a disposizione tutto quello che ha e quello che ha sempre fatto. Un consiglio che si sente di dare, ma siamo verso la chiusura, ai giovani imprenditori, a chi intraprende l'attività, al di là delle start-up in sé per sé, che poi se non hanno finanziamenti, non hanno un imprenditore che abbraccia questa benedetta start-up, l'acquisisce, oppure multinazionali, abbiamo visto che hanno vita breve, no? Purtroppo, che cosa si sente di dire? Sicuramente anche come presidente di categoria. Qui a Padova abbiamo aperto nell'anno scorso, ci sono state circa 5.000 imprese nuove. A fronte di una chiusura di... meglio lasciamo perdere. No, lasciamo perdere quei dati che purtroppo per un motivo o per l'altro non è il caso di analizzare, perché ci sono comunque delle peculiarità che possono avere delle attività delle imprese, ad esempio le start-up innovative, che riescono a far beneficiare al neo imprenditore di garanzie, quelle che prima citavamo, ad esempio del medico diretto centrale, che copre fino all'80% del costo, e che per un neo imprenditore può essere importantissimo per accedere al credito, finalmente, quindi avere quelle condizioni per avere da subito quello che è un accesso al credito. Dopodiché ci sono anche delle altre forme di agevolazione e di finanziamento anche per le start-up, ad esempio i bandi che abbiamo citato prima del POR della Regione Veneto, beneficiare anche del credito d'imposta anche per le start-up, quindi in quel caso si può anche pensare a quello. Beneficiare anche di andare a prendere, diciamo, quelle che possono essere delle fonti attraverso il crowdfunding o altri sistemi, ad esempio attraverso appoggiarsi a un'associazione di categoria come la nostra. Esatto, per avere più informazioni possibili. Può essere interessante, perché si crea anche una rete tra futuri clienti e fornitori, che possono dare una mano anche sul credito di fornitura con il futuro imprenditore. Jonathan Manello Ritter, grazie del suo intervento come Presidente dei Giovani di Confapi. L'ultimo messaggio: se devo ipotecare la casa piuttosto cambio stato e la ipoteco dove mi danno qualche garanzia, posso rimanere senza niente ma non senza casa. Qui in Italia lo Stato non aiuta, anzi, per cui lasciamo l'Italia alle nuove generazioni di immigrati, poi vediamo come vivrà Renzi e co. E con questo messaggio di chiusura noi vi lasciamo, e da domani naturalmente l'appuntamento. Grazie ancora al nostro
nostro ospite, grazie a voi di Grazie a voi. averci seguito, buon proseguimento.